che si faceva una volta. Io sono un 1.0, non un 4.0, sono un politico di una volta e lo rivendico orgogliosamente. Insomma, Beniamino, bellissimo clima ieri sera, una sala gremita di persone, insomma un evento che insomma, ha avuto un certo peso ieri sera l'American Followers. Beh, ha riempito molto il cuore che molti amici abbiano accettato l'invito di partecipare a una riunione molto semplice all'interno della quale si voleva semplicemente incontrare i senatori della Repubblica Andrea Causin e Roberta Toffanin, i quali ci hanno un po' raccontato la situazione nazionale e da quella declinare poi quelli che sono i ragionamenti da fare in città per le politiche locali e con l'amministrazione che abbiamo. È stata una serata molto divertente sotto certi aspetti e molto utile, anche perché se hanno accettato l'invito molte persone a partecipare vuol dire che c'è ancora voglia di far politica, di stare nei ragionamenti della politica e cercare di carpire quelle che sono le difficoltà magari che incontra Chioggia sui vari settori. Avevamo rappresentanti dell'agricoltura, della pesca, del commercio, del turismo e quindi di tutte le realtà delle frazioni piuttosto che dei centri storici. Quindi è stata una serata soddisfacente, direi. Tra l'altro abbiamo notato gente nuova, ma anche gente che non mi ricordo, io sono insomma, un ex forzista, non mi ricordo di aver visto persone sia giovani ma anche persone di una certa età che comunque non mi sembrava che facessero altre volte comparsi in questi incontri. Beh, gente della società civile che o non viene chiamata o che non ha l'opportunità di partecipare a riunioni perché comunque la sera si fa fatica ad uscire, si è stanchi dopo il lavoro e un motivo in più di soddisfazione è vederle presenti nonostante che non siano i classici addetti ai lavori e quindi direi che questo ci dà il là per andare a costruire un ragionamento anche con gli amici del centrodestra per capire, perché la richiesta che la città oggi dà è di avere più certezze su quello che sarà il futuro anche politico della nostra economia, della nostra società in città. Prossimi step? Prossimi step, visto che è andata così bene l'incontro con i senatori, non sarebbe male la prossima volta incontrare magari il gruppo consigliare regionale con Zorzato e Conte, che estenderemo l'invito, anzi se sicuramente vedono Chioggia Azzurra anche loro, e quindi questo invito seppur diciamo anticipato lo facciamo già via web. Bene, grazie Beniamino. Grazie a voi.